Professor De Dola, ma il Sentiero Italia in Sardegna dove passa? E soprattutto ci racconta la storia di come lei l'ha rilevato, quanto tempo ci è voluto, dove si è passati? Il Sentiero Italia collega Santa Teresa di Gallura con Castiadas. E praticamente passa su tutte le montagne più alte. Io ho scelto questa direttrice perché la direttrice nord-sud-est, l'orientale, diciamo la metà orientale della Sardegna, io l'ho scelta perché è la parte più montuosa e consente attraverso le montagne di non perdere mai un itinerario unico, perché il valore del Sentiero Italia o Sentiero Sardegna è principalmente quello di non spezzarsi mai, escluse rarissime occasioni come nel territorio di Oliena che viene attraversato dalla statale 131. E io questo sentiero l'ho scelto dopo un'indagine. Il sentiero è lungo circa 540 km. L'ho scelto dopo un'indagine di circa 8.000 km. Perciò con gli amici del CAI ci abbiamo lavorato per circa 10 anni. Non è che da poco che è partita l'idea. L'idea personalmente mi era partita da circa 10 anni prima che il Club Alpino Italiano lanciasse ufficialmente la parola d'ordine del Sentiero Italia. Per cui noi lavoravamo già da 10 anni prima per collegare il nord e il sud della Sardegna in un unico itinerario. Poi il fatto che si siano scelte certe montagne e non altre è dovuto al fatto che certe montagne erano meno, come dire, più praticabili, meno martoriate, è il caso di dire, dall'attività umana, perché è chiaro che il Sentiero Italia deve passare nei luoghi più naturali possibili. Pertanto dove c'è stato il segno di grandi attività umane è meglio lasciar perdere, perché non avrebbe neanche valenza turistica quel percorso. La valenza turistica è una cosa fondamentale, perché il sentiero o serve ai turisti oppure non serve ad altro se non ai pastori residenti, ben inteso. Le montagne quali sono? Io ho scelto le giogaie più alte del territorio della Gallura. Poi dopo la Gallura ho iniziato lo studio del percorso che va da Monti verso il monte di Senalonga, attraversa tutte le giogaie, diciamo, dell'altopiano di Budusò e arriva fin oltre, come dicevo, fin oltre quel territorio verso Oliena. Da Oliena poi parte tutto il Supramonte, le parti più belle, ma il Supramonte è tutto bello, passa tutto il Supramonte e sbuca poi nel territorio di Fonni, dove inizia, diciamo, i contrafforti del Gennargentu e poi si sale sul Gennargentu, si scende dal Gennargentu, si risale a Perdeliana e poi da Perdeliana si discende pian piano per vari passaggi lungo le parti più alte verso i monti di Ierzu, i famosi monti di Ierzu che sono visibilissimi anche dalla statale 125. Da lì si continua verso il Salto di Quirra, il Salto di Ballao, di Armungia e si arriva al Monte Genis per superarlo toccando il Monte Serpedì e il Monte Sette Fratelli e finalmente arrivando nella pianura di Castiadas dove esso termina. Ecco, questo è un po' a grosse linee l'itinerario del Sentiero Italia.